quest'anno si celebrava per la prima volta la settimana do siciliano del 31 di marzo al passato 7 aprile. La proposta venne di Nick Panzarella, un sicuro americano di seconda generazione, quasi di terza, perché sono partito di Montemaiuri quando ero un nucico. Nick Panzarella fece un gruppo e un sito internet per promuoverla. I protagonisti di questa settimana furono i siciliani, o comunque i siculofoni di tutto il mondo che possono partecipare. Infatti la settimana consisteva in parlare in siciliano nelle situazioni onde normalmente usiamo l'italiano, scrivere in siciliano in tali social, leggere qualche cosa in siciliano e magari studiarlo l'antichietà. Alla settimana si assumarono numerose associazioni, tra le quali le 18 dell'Auclis, di state giornalistiche che pubblicarono articoli in siciliano, alcune scuole, alcuni professori, numerosi testimonial, cantanti, attori, tiktoker, eccetera, che fecero video promozionali e magari no auge di stupor mondi. La settimana ne parse un grande successo per come io di essere la prima volta. Si celebrava in diversi paesi del mondo. Ma sentiamo che ne pensa Nick Panzarella. Sa benedica, sono Nicky Panzariedda di Houston, Texas, sono presidente di Accademia Siciliana Foundation, a sede americana di Accademia Siciliana, e sono pure cofondatore da Semana do Siciliano, un battito internazionale per celebrare, per parlare, per stimolare i cristiani a usare la nostra lingua, studiare la nostra lingua e creare cose nella nostra lingua. Come fu? La prima settimana del siciliano fu un successo ranne assai. Infatti avevamo la partecipazione di cristiani di tutto il mondo, da America, Venezuela, Francia, Belgio, Australia, tutta l'Italia e pure tutte le bande da Sicilia. E cose importanti, cose belle di questa settimana, allora io non fui in Sicilia per vedere se i cristiani per davvero parlavano in siciliano, però vitti in capo Instagram e in capo tutti i social, assai video, assai cose fatte in siciliano, vitti individui come cristiani che fecero canzoni, poesia, un picciotto di 17 anni, Salvatore Longhitano, pubblicò una commedia scritta in siciliano scritto. C'era pure uno studio di Alessio Miscetta che era un studio in capo all'uso e a percezione della lingua siciliana, una cosa che ne manca aveva 100 anni, non fece uno studio così, un sondaggio. C'era i cose di tecnologia, Giancarlo Antonucci fece una cosa di intelligenza artificiale in siciliano, eppure fece una mappa di tutti i nomi in siciliano di tutti i comuni di Sicilia, da Sicilia, eppure c'erano assai cose, video, babbiate, cruciverbi in siciliano. Ilaria Cassiba di come venne si conta fece assai cose così in capo Instagram. Eppure c'erano assai gruppi, organizzazioni che fecero cose in siciliano. ARB a Messina fecero una leggiuta di poesia, però invece di presentare tutto in italiano, presentarono tutto in siciliano. Era un momento per spingere a mutare i cristiani a usare il siciliano invece di italiano per questa settimana. Pure Fonso Genchi di l'Accademia della Lingua Siciliana pubblicò un articolo in siciliano per ballarm. E non solo questo articolo, c'erano assai altri articoli che Iddu e Sicilomania mannaro a oggi pubblicazioni in Sicilia, che pubblicarono in lingua siciliana per la prima volta. Pure Accademia Siciliana pubblicò un nuovo pubblicazione su ortografia, come scrivere buono siciliano, il DOS si chiama. Ma a cosa bella che avete io? La collaborazione c'è tutti i cristiani che fanno già i cose in siciliano in internet, che per la prima volta collaborarono.
ad esempio c'è una picciotta in Canada che si chiama December Rose, è un nome d'arte, e ida fa video in siciliano in Canada, ma per prima volta ha visto i commentari in capo i video di Sicilian Wanderer, Dario Cascio, è di Palermo ma ora sta in Irlanda, e iddi parlavano. Magari vitti c'era una picciotta palermitana che fece un video, per prima volta parlava pubblicamente in siciliano e tutti scrivono commenti non buoni, erano molto assai critici. Dario fece un video e disse: ma picciotti, se uno s'ammuta a parlare la nostra lingua, a dire bravo, invece di criticarla, allora vi cambiamo un'antica percezione, a mentalità nostra in capo alla lingua. Eppure sta picciotta che fece video prima, una siciliana, un'antica, non so, italianizzata, ma fece un altro video, un corrigiu usò proprio siciliano e disse: ah, prima spaghai con questa parola, prima spaghai con questi verbi, allora leggi in antica e ora cambio come parlo e posso parlare meglio. E questo dimostra ai cristiani che il siciliano non è solo una cosa da casa, non è solo una cosa da famiglia, amici, scelta, ma è una cosa del mondo. È una cosa che possiamo studiare e possiamo cambiare le nostre abitudini. Se noi ci parliamo un siciliano italianizzato, non è che essere così per sempre. Possiamo studiare, possiamo cambiare le nostre abitudini e noi ci possiamo continuare a mutare e un giorno il siciliano diventa la lingua co-ufficiale in Sicilia e stasera viti a voglia di tutti i siciliani, di tutto il mondo, di parlare la nostra lingua, studiarla e creare nuove cose, perché la nostra lingua non è una cosa del passato, è una cosa di ora e del futuro. Un bacione da Texas e grazie a tutti che parteciperò alla prima settimana del siciliano e ne vediamo l'anno prossimo, il 101 di marzo e 7 aprile 2025. Salutiamo.